Musica e parole profumate di fiori, una canzone che non si dimentica tanto facilmente. È la trionfatrice del primo Festival di Sanremo e a riportarci in quella festosa atmosfera del lontano 1951 sarà colei che ha condotto la canzone di questa sera, Grazie dei fiori, 15ª classificata, che ha condotto, dicevamo, questa canzone al trionfo, cioè Nilla Pizzi. Dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. E grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata, ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse con la parola fine. Dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuto, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse, parlano d'amore. Grazie dei fiori e addio, per sempre addio, senza rancore. Cara Nilla Pizzi, io vorrei sapere da lei come mai ha indossato un abito così per la canzone. Beh, perché come dovrei essere vestita? No, io pensavo che dovendo cantare la rumba delle noccioline lei si vestisse con un vestito sudamericano, così, come si chiamano gli sbuffi, no. sboffi, come si chiamano? No, non lo so. No? No, perché? Beh, perché? Perché lei so che indossa sempre delle toilette che si addicono alla canzone, no? Ma loro sono in bianco e in nero, così. Ah, sì. Loro sono il corpo di ballo che fra poco vedrete, perché non veniamo inquadrati. Loro sono lì a posto, ma ancora non sono stati inquadrati. Vogliamo parlare piuttosto della sua recente esibizione cinematografica? Mi dica un pochino, i registi cosa dicono? Che girerebbero volentieri con lei? Sì, come no, al largo. No, invece lei è andata molto bene e so che i suoi fans non fanno altro che applaudirla. Cosa dicono i suoi fans? Ma mio padre è indifferente, mia madre invece... Pardon, io parlavo dei suoi fans. Ma mio padre e mia madre sono i miei più grandi fans. Ah sì? Sì, anzi, quando le ho chiesto a mia madre così cosa ne pensava, mi ha detto: sì, si può anche smettere di cantare per cominciare a recitare. Sì? Sì, Mo sì. l'avrà detto in bolognese, no? Sì, mi ha detto: ah, conti breve. Sì. Come sei brava. La mamma, vero? E allora lei questa sera la rumba delle noccioline la canterà o la reciterà? Ah, non sono poi così cattiva. Per questa sera canterò. Mm-hmm.
Prego, dica. No, e se lei sarà buono, sì, la farò assistere anche ad un combattimento di galli. Brrr, va bene. Noccioline americane color d'oro, comperate, miei signor. Va per le strade il ritornello che l'eco si diffonde in cielo. Per pochi soldi ognuno può comprare un cartoncino di felicità, chi li assaggia ci ritornerà. Chi le vuole comprare, chi le vuole mangiare, della terra brasiliana hanno il sapore, noccioline color d'oro. Noccioline americane color d'oro, comperate, miei signor. Va per le strade il ritornello e l'eco si diffonde in cielo. Per pochi soldi ognuno può comprare un cartoncino di felicità, chi le assaggia ci ritornerà. Chi le vuole comprare, chi le vuole mangiare, della terra brasiliana hanno il sapore, noccioline color d'oro. Della terra brasiliana hanno il sapore, noccioline color d'oro. Quello che verrà dopo di noi interesserà chi ci sarà. Per adesso ciò che importa a me è avere te, quello che verrà dopo di noi da ora conterà, meno che mai e che crolli pure il mondo quando tu te ne andrai. Quello che verrà dopo di noi è qualcosa a cui non penso mai, dal momento che mi vieterà di avere te, quello che verrà dopo di noi agli altri importerà, ma non a me, tienimi stretta più che puoi, pensiamo solo a noi perché niente cambierà anche dopo di noi. Dal momento che mi vieterà di avere te, quello che verrà dopo di noi agli altri importerà, ma non a me, tienimi stretta più che puoi, pensiamo solo a noi perché niente cambierà anche dopo di noi.
al di sopra di ogni moda, Nilla Pizzi. Per fortuna presentarvi Nilla Pizzi non è certo una impresa faticosa. Ecco, basterà che il nostro operatore allarghi il campo e tutti la riconosceranno. Nilla Pizzi, la regina della canzone italiana all'italiana. E per una regina non potevamo certo prendere la solita condoetta. E così abbiamo preso una bissona con i vocatori, con indosso il costume della casata Rezzonico. Parlarvi dei successi di Nilla Pizzi? È alquanto inutile. Comunque possiamo ricordarne qualcuno, non so, Vola Piccione, Grazie delle Margherite, Ciliegie Rosse, Il Rampicante e... Scusi, Francioli, lei come attore, forse come attore sarà bravissimo. Grazie. Ma questi titoli me li ha veramente massacrati. Ah sì? Sì, perché Vola Colomba, Grazie dei Fiori, Ciliegie Rosa e Ledera. Beh, sempre Rampicante. Sì, ma è Ledera, dove s'attacca muore. Poverina. Beh, ora, lasciando da parte questi lapsus, ho il piacere di dirvi che Nilla Pizzi canterà per voi... Beh, forse è meglio che lo dica lei, eh? Le cose che non diciamo mai. Ecco, ed ora alla bissona. Ecco. Le cose che non diciamo mai sono sempre le più belle, le teniamo da parte per paura di dirle. Le cose che non diciamo mai sono sempre le più vere, stanno dentro di noi, ma non hanno fortuna. Cose che sanno di luce, cose che sanno di sole, ma ci manca il coraggio di dirle, per non sciuparle, per non sciuparle. Le cose che non diciamo mai sono sempre le più belle, le teniamo da parte, le teniamo per noi, per noi. Le cose che non diciamo mai sono sempre le più vere, stanno dentro di noi, ma non hanno fortuna. Cose che sanno di luce, cose che sanno di sole, ma ci manca il coraggio di dirle, per non sciuparle, per non sciuparle. Le cose che non diciamo mai sono sempre le più belle, le teniamo da parte, le teniamo per noi, per noi, per noi, per noi. Per la mia stessa via non passa più, perché non è più mia, Non è più sua,
tua. Sull'arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto Firenze sogna. La Continental, La Continental, la Continental, l'America, la Continental, la Continental, la Continental, e la. Altro che l'odierne litanie, queste sì che sono melodie. Tu sei la musica che vuole ascoltare il mio cuore. Sei tu, solamente tu, sei tu. non ritorni. Oh Giulietta, sei la più perfetta. Oh Giulietta, sei la più perfetta. Forse sarà perfetta, forse sarà perfetta. Forse sarà la musica dell'aria che nell'attesa fa tremare il cuore. T for two, Two for tea, me for you, you for me. T for two for tea, for you. Bisogna che si arrenda l'attuale cantautore, perché sono queste le canzoni che parlano al cuore. Un giorno ti dirò, amore, amore, per te io canterò, per il tuo. Sei tu, mia stella d'oro, sei sì tu, per me, Maria la. Maria Lao, Maria Lao. lasciamoci così, senza rancore, il mio cuore vuol così. Oh scaiolo, il sole sta per tramontare, lascia il lavoro, torna casolare. È sempre bello ascoltare una vecchia canzone che dolce emozione sa dare. Ma tu, pallida luna, perché sei tanto triste cos'è che non risplendi per Mister Paganini suona ancora per me quel tuo ritmo che mi fa sognare. Oh mia piccola butterfly, lo so non ti scorderai di me, del mio amore. Bambini innamorati, stanotte t'ho sognata, sul cuore addormentata, e sorridevi. Pippo non lo sa, ma quando passa ride tutta la città. Vede bello come una pollo e saltella come un pollo, come un pollo. Sotto l'arcata nel buio d'un ambito son delle donne che ridono e fumano, dipinte femmine senza pudor, che mercanteggiano baci e amor,
ma fra il belletto v'è un'orma implacabile, del male orrendo v'è il freddo pallor. Ma la vita è questo il tuo destino, ma la vita è il tuo fatal cammino. Se una mamma piange il tuo disonor, ma la vita non pensi al suo dolor. Nella taverna, al chiaror d'una lampada, dei giovinastri giocando si insultano. Poi nella rissa un grido preval, per chi ha barato giustizia il pugnal. Un uomo cade, ma all'uscio già bussano, le guardie cercano i figli del mal. Ma la vita è questo il tuo destino, ma la vita è il tuo fatal cammino. Se una mamma piange il tuo disonor, ma la vita non pensi al suo dolor. Ma la vita è questo il tuo destino. E se un giorno il cuor si pentirà, ma la vita nessun ti crederà. Mi sembra molto giusto, molto appropriato presentarvi qualcuno che sui festival ne sa senz'altro più di me, Nilla Pizzi. Grazie, prima di tutto io voglio ringraziarti per essere stato così gentile ad invitarmi qui. E poi parliamo di festival. Parliamo pure di Sì, festival, anche se se ne è già parlato. Sì, anche se è vero. È meglio ripetersi, no? Sì, perché c'è sempre qualcuno che non conosce la Ripetite storia infatti. dei festival. Tu hai vinto il primo festival di Sanremo Primo con festival. Grazie dei Fiori. Con Grazie dei Fiori. Poi c'è quel secondo, con la colomba. Ah, ecco, il secondo fu il tuo trionfo, mi pare, quanto hai fatto primo, secondo e terzo, E terzo. posto. Vola colomba Papaveri e Una donna prega. e una donna Sì. prega. Poi E poi lasciamo perdere tutto, andiamo al 58 e andiamo all'Edera. L'Edera è la canzone alla quale sono più affezionata perché dopo aver ottenuto un grande successo a Sanremo diventò canzonissima. lo stesso anno. Sì, un No, anno dopo, di differenza, dopo, sì, esatto. sì, sì. Questa sera canti invece una canzone moderna. Sì, una canzone moderna, melodico, romantica, moderna, che piace molto, è molto dolce. Una notte così. Una notte così. Una notte così, una notte come questa, io non l'ho vista mai, 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 una notte così, una notte così. Una notte come questa non può finire mai, mai, mai. Una notte così. Che miracolo lassù in questo nuovo blu sembra incredibile. Il cielo è tutto mio, soltanto mio, se ci sei tu con me. Una notte così, una notte
come questa non può finire mai, 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 una notte così. Così, una notte come questa non può finire mai, mai, mai. Una notte così non può finire mai, mai, mai. Son qui fra le tue braccia ancora, avvinta come l'edera. Son qui, respiro il tuo respiro, son l'edera legata al tuo cuore. Sono folle di te questa gioventù in un supremo anelito. Voglio offrirti con l'anima, senza nulla mai chiedere. Così mi sentirai così, avvinta come l'edera. Perché in ogni tuo respiro tu senta palpitare il mio cuore, finché luce d'amor sul mondo splenderà, finché m'è dato vivere, a te mi legherò, a te consacrerò la vita. Quando il buio fitto scende sull'Egitto, sa la mezzaluna in cielo, godono gli amanti fascinosi istanti tra l'olir d'un asphodel, e le mummie a mezzanotte ti saltellano il foxtrot, mentre un coccodrillo tacito e tranquillo mostra i denti ad un cammello. Laggiù sul Nilo blu non v'è che del bambù, dei loti bianchi ritti sullo stel, e c'è la manna che vien giù dal ciel. Laggiù sul Nilo blu non c'è più la virtù, si sposano le gru insieme ai marabù, laggiù sul Nilo blu. Quando verso sera rugge la pantera, brilla un disco rosso in cielo, piangono i leoni, caldi lacrimoni, aspettando il desinar. La gazzella saltellante corre dal suo spasimante
mentre che il serpente molto intraprendente cerca un'eva da tentar. Laggiù sul Nilo blu non v'è che del bambù, dei lodi bianchi ritti sullo stel, e c'è la manna che vien giù dal ciel. Laggiù sul Nilo blu non c'è più la virtù, si sposano le gru insieme ai marabù, laggiù sul Nilo blu. Si sposano le gru insieme ai marabù, laggiù sul Nilo blu. Signora, il primo Sanremo. Una cosa in famiglia, l'orchestra della RAI, pochi cantanti, nessun inviato speciale, però l'indomani della manifestazione per l'Italia correvano i motivi più popolari. La prima serata era nel 1951, vero? Sì. E lei vinse, come tutti sanno, con Grazie dei fiori. Esatto. Seconda arrivò Nilla Pizzi, io. Insieme a Togliani, con La luna si veste d'argento di Mascheroni. E il 1952 fu l'anno di Papaveri e Papere. E per più di 10 anni ogni anno Mascheroni era presente a Sanremo. Quando non vinceva sul palcoscenico, vinceva per le strade. Mascheroni attraverso Sanremo ha distribuito soprattutto allegria. Infatti i miei primissimi anni sono stati accompagnati dalle note allegre di Mascheroni e ancora oggi i bambini si divertono alla semplice storia di Paperina e del suo papavero. Su un campo di grano che dirvi non so, un dì Paperina col babbo passò e vide degli alti papaveri al sole brillare e lì si incantò. La papera al papero disse: papà, pappare i papaveri come si fa? Perché vuoi pappare i papaveri? Disse papà. E aggiunse poi beccando l'insalata: che cosa ci vuoi far? Così è la vita. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei piccolina, e tu sei piccolina. Lo sai che i papaveri sono alti, 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 sei nata Paperina. Che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far? Che cosa ci vuoi far? Amami se vuoi, vienimi se vuoi, io son l'amor che svanisce, ma dei baci miei non fidarti mai, io son l'amor che ferisce. E quando fra le braccia mi stringi dolcemente, ancor più dolcemente ti dirò: se puoi, perché io son così. Giuro d'amarti così. La vita così, sulla tua bocca smarrita voglio fermare i miei dì. Dimmi che m'ami così,
baciami, dimmi di sì. Poi ti dirò per la vita, giuro d'amarti così. Come dire, una vedova canora. Addirittura. Insomma, Perché facevi questa cosa con chi sempre? sempre con Gino. Ah, con Gino Latilla la sì. facevi? Facciamo sempre, senti come ride Pandolfi. E Amico Tango si chiama. Amico Tango, Però è noi parliamo bellissima. siccome noi sai che stiamo preparando la grande serata del tango, Sì. abbiamo Iglesias che arriva, Sì. per cui siamo di tanto in tanto questo tango ce lo chiedono e noi lo suoniamo. Questo No, ma Amico Tango è di io- Aldo Maietti, lo sai? Sì, lo so, ma io ho quel tango famoso che te lo chiederà lui, vedi Elio Pandolfi, perché io quel tango che ti dico io lo cantavo sempre al grande Mauro Bolognini. Ah sì, tra l'altro lo Sempre. salutiamo perché Che Mauro salutiamo con un grande con tanto abbraccio. affetto, un abbraccio. Grande regista, devo dire, Veramente. Senti, allora però, dicevo, questo invece Amico Tango di Aldo Maietti, dovete sapere che nessuno è stato da noi più legato al tango di Aldo Maietti. È vero. Perché è stato uno che ne ha scritti, lui soli credo 300, 400, una cosa incredibile, ha fatto 2000 tanghi, ha fondato una casa discografica proprio espressamente per il tango. E tra l'altro mi pare che c'era anche Gilli che cantava con lui, giusto, che era molto carina. Gilli era una ragazza che aveva preso negli anni 50. Pensate che questo signore, bravissimo, si era diplomato in non so quanti strumenti, praticamente suonava il pianoforte, il mandolino, la chitarra, la fisarmonica, suonava un mare di strumenti, tutti uno meglio dell'altro. E scrisse grandi tanghi, non so, io aveva fatto Una Flora, era suo, Amico Tango che conosciamo adesso, insomma tanti voglio dire, e insisto su di lui possiamo dire che lo considererei un po' il papà del tango, tanto è vero che aveva fatto 4 orchestre, prima c'era stata quella classica, poi c'era stata l'orchestra moderna del tango, poi aveva fatto l'orchestra dei gauchos del tango, poi ha fatto l'orchestra argentina nuovo stile del tango, quindi praticamente tutta la sua vita, e poi ha lasciato ai figli, mi pare, questa eredità, anzi li ringraziamo perché sappiamo che continuano l'attività del padre, ci sono addirittura adesso i video in circolazione fatti da loro per poter imparare a ballare bene il tango. Uno dei più grandi successi di tango appunto era questo Amico fatto da Tango. lui, Amico Tango, Nilla Pizzi. Grazie. Nel dolore si conosce un amico, nel dolore un amico sei tu, dolce tango, la tua musica andalusa nella notte senza attesa, fra i ricordi ancora chiusa nel cuore, dolce tango non mi pento, se vivo di pianto, se triste mi sento. Ho vissuto per amare, non sapendo di morire senza amore così. Una danza voluttuosa, un bacio, una rosa e tutto finì. Nel dolore si conosce un amico, nel dolore un amico sei tu, dolce tango, la tua musica andalusa nella notte senza attesa, fra i ricordi ancora viva nel cuor, dolce tango non mi pento, se vivo di pianto, se triste mi sento. Ho vissuto per amare, non sapendo di morire senza amore così.
danza voluttuosa, un bacio, una rosa, e tutto finì. Il mio cuore se ne vuole, tango vuoi dirglielo tu, come piango. Il dolore calma ancora, che buon amico sei tu, dolce tango. Nel dolore si conosce un amico, dolce tango. La trasmissione, ma come è proseguito tutto? Ah, benissimo, per ciò che mi riguarda. Molto bene. Non hai avuto strascichi di nessun tipo? No, io no, sono loro che magari hanno ancora molte cose da dirsi. Tu dici Gino Latilla e Carla Boia? Sì, loro due, sì, loro Ho capito, due. perché hai visto che chiacchieravano anche? Sì, perché hanno sempre molte cose, diciamo, da definire, insomma, sì. Ho capito. Ma Senti... io sono una persona libera e felice. Ho capito, non hai mai voluto sposarti. Dopo... Io sono Ma senti, no, al però, di sopra delle parti. Senti una cosa, perché di te biografie non se ne trovano, tu memoriali non ne scrivi, eccetera, però vorrei capire una cosa. Io sono molto discreta. Ecco, però dimmi la prima volta che ti sei sposata. Beh, ma è stato? talmente lontana nel tempo che io non mi ricordo proprio. No, dai, no, di la verità, no. Ma come? Io vivo per il futuro. No, ho capito, no, io ma chi vivo era? per il futuro. No, però chi era tuo marito? Era un ragazzo bellissimo, del quale mi ero innamorata. E come succede a tutti, c'era il desiderio di sposarsi. Era giovane lui? Ma sì, manco a farlo apposta, appena uno si sposa... Finisce tutto, non so perché. Ma davvero? A me non è che è finito a me è per... successo così. Senti, ma non è finito perché tu per caso avevi la voglia di cantare, di andare... Emilio, non ti portiamo un bicchiere d'acqua, ragazzi? No, quella voglia lì l'ho sempre avuta, ho cominciato piccola così. Ho cominciato in fasce a cantare. Che volevi cantare, avevi questo grande desiderio di... Sì, cantare. Però, ecco, quindi la carriera non è stata determinante per il fallimento del tuo matrimonio, tu dici? No, non è stata determinante, ma direi che c'era questo grande desiderio di evasione, di andare. Poi era il mio destino. Certo, un bellissimo destino. Non poteva essere perché... diversamente. Chi mi poteva frenare a me? Niente. Dimmi tu. Però è un destino, pensate che curioso, Nilla, una cosa stranissima sua, è il fatto che lei comunque sia venuta via da Sant'Agata Bolognese perché ha girato il mondo, ma casa sua, il cuore sta sempre a Sant'Agata, Sì, giusto? è sempre là. Perché tu torni là spesso. Anche stasera. Ecco, cioè voglio dire, quindi è bellissimo, hai tenuto una radice e poi via per il mondo, ma come un aquilone, un filo. Difatti un giorno io reciterò una poesia qui, che è di un grande poeta, ho detto ieri a Gennari, che è di un grande poeta, ma che veramente riflette il mio modo di vivere nella casa dove c'è l'orto, l'albero verde, insomma, la dirò questa poesia. Tu dopo quando ti sei staccata da tuo marito, è durato poco il tuo matrimonio? Niente. Quanto? Ma sarà durato 15 giorni. No, davvero? Non ci credo! Ma sì, come Rodolfo Valentino! Ormai si era tutto consumato in precedenza. Ormai era consumato in precedenza. Ti han battuto? Come Rodolfo Valentino. Rodolfo Valentino è durato una notte il suo, lo sai? Ah, beh, quello ancora meno. Al mattino era già chiusa la porta, finì il primo matrimonio di Rodolfo Valentino, è stato così. Quello ancora meno. Senti, tu 15 giorni. Senti una cosa, ma poi l'hai rivisto qualche volta tuo marito? Nel tempo? No, non l'ho rivisto, però lui è sempre stato una persona molto gentile, molto comprensiva. Lui era felice del mio successo, si era rifatto una sua famiglia, perciò non ho mai avuto né storie né noie, assolutamente nessuna. Ma eravate parenti? Pensi ma Pizzi anche lui, no? No, non eravamo parenti. Era un caso. Un caso che sia lo stesso cognome? Sì, lo stesso cognome. Bene. Però io non vado mai a cercare quello che è passato. Pensa che un giorno ero all'aeroporto. Un giorno ero all'aeroporto di Roma, una sera, stavo là con le così perché non volevo vedere nessuno, stavo con le mani così, no? E c'era un signore seduto davanti a me, ad un certo punto si è alzato, è venuto vicino e ha detto: ma non mi riconosci più?
era stato un mio amore grandissimo. Oh, E tu? detto, E tu? Mamma mia, sei tu! Dice, vedi, io sono tanto cambiato, tu no. Beh, è stato gentile. Devo dire che è stato molto gentile. Ma in effetti è vero, Nilla, perché tu sei sempre Forse sarà in Nilla. ascolto e sorriderà questa cosa che poi proprio vedi. Che voci escono dai concorsi della radio? Mi è venuto in mente la nave, i viaggi in America, anche per nave. Ma tu sei Tutto uscito un da un mondo. concorso della radio, però, anche tu? Sì, da Di un Radio concorso Milano, della... giusto? No, era un concorso nazionale. Ah, perché qua No, diceva, no, guardate, concorso nazionale. guardate che cosa ho in mano, l'ho trovato, ce l'avevo a casa, Nazionale. ieri sera lo guardavo, e non so se riuscite a inquadrarlo, eccola qui. Eccoci. Cosa con ho una sempre... Una specie di cosa che ti rende fatale, come al solito, intorno. E qui diceva che è riuscito avevi sbaragliato tutte le concorrenti, Ma uscendo dal pensi che concorso io- da... ma pensa che io, prima di questo concorso non l'ho fatto perché l'ho chiesto io. Perché io non sapevo che Neanche c'era ci questo fosse. concorso, ma una mia cugina che adesso sta a Guidonia fece lei la domanda. Ma che meraviglia. Fece lei la domanda perché lei mi aveva sempre sentito cantare. E allora mi fece questa domanda, io vidi questa lettera della radio, Rai? e dissi ma cosa è successo, ma chi è stato? Chi è che... perché andavo sempre sul ponticello in campagna tutte le sere a cantare "Oh mia piccola butterfly, un giorno..." Che brava! Era vero? Era È vero. bellissima questa immagine tua. E allora fece questa domanda, io arrivai a questo concorso che proprio non sapevo nulla, non conoscevo nessuno, ma dal momento che ricevetti la lettera, io subito andai a cercare un maestro, un pianista, che così mi mise un po' al corrente delle cose e mi disse: non si faccia illusioni, perché qui non si arriva. Ma pensate, che carriera! Nilla Pizzi, la regina della canzone. Grazie. Che bella storia. Mi fa sognare. È vero che i sogni si possono toccare. Al Brasile, nel paese del caffè, ci son tante cose strane, ci son molte gran foreste per mia fe, di palmizi e di banane, ci son negri per le strade in quantità, ma per dir la verità, ciò che parve più gentil al mio cuore femminile son le scimmie del Brasile. Le scimmiette del Brasile son vezzose, han molta agilità, son pelose ma per anco son viziose come l'umanità. Dei banana in ver sotto le foglie, con la proprio pur, con l'altrui moglie, se ne vanno ognora a far l'amor gentil, le scimmie del Brasile. Sembran proprio fatte apposta per giocare, queste belle scimmiettine, tutto il giorno non si stancan di saltar e san far mille poine, fan la coda sopra i rami a torcigliar, poi si lascian dondolar e ben spesso col zampin san suonare il mandolin alla moglie del vicino. Le scimmiette del Brasile son vezzose, han molta agilità, son pelose ma per anco son viziose come l'umanità. Dei banane in ver sotto le foglie, con la proprio pur, con l'altrui moglie, se ne vanno ognora a far l'amor gentil, le scimmie del Brasile.
voglie, con la propria pur, con l'altrui moglie, se ne vanno ognora a far l'amor gentil, le scimmie del Brasile. Nilla Pizzi! Che carina che è Per un questa sorriso. canzone! Non andò poi al concorso però per Miss Italia perché scoprì che aveva una bella vocina e piaceva molto ed è la signora Nilla Pizzi. Hai visto che la mia amore è verita? Ma tu le vai a trovare tutte, ma dove le trovi Questa è bellissima. Per puro caso, ieri sera guardavo le tue fotografie e dico, ma non è possibile, perché per la verità ne cercavo un'altra che ti faccio vedere subito. Eccola qui, guardate, queste due bambine. Qual è Nilla delle due? Una è la sorella Liliana e l'altra è quella a destra, esatto, quella più grandicella. Sì. Quella a destra è Nilla Pizzi, esatto. Allora, cercavo questa fotografia io per vedere, perché dice che qui già eri molto autoritaria, dovevano fare tutto quello che volevi tu, pare. E tua sorellina Liliana era lì un po', come vedi, spaventata anche per la fotografia. Risultato che guardavo quella e ho visto quella del concorso, ma non è possibile, 5 marchesi, e non me l'avevi detto, non me l'avevi detto. Quante cose ci nascondi tu, Nilla? Te le dirò tutte. Speriamo. Lo sai già questo. Vieni, tanto comincia a venire, perché ora arriviamo a fare una canzone di quando tu praticamente smettesti di chiamarti Concita Veles, poi cos'era, Isa Tulli, Hilda Merletti, eccetera. Finalmente prese il suo vero nome, perché aveva cominciato così lei, cambiando, come sapete, tutti i nomi, e faceva delle grandi canzoni romantiche, delle cose bellissime. No, ce n'era una che cantavi sempre, ti ricordi che mi hai detto che ogni volta che andavi a provare, quando facevi cose per provare il microfono, cantavi una canzone che faceva, com'era? Ah sì, quella lì bellissima. No, io sono stonato, non posso cantarla, basta. I love you for sentimental reason. Questa qui è, ecco, questa cantava. Quando andava finalmente, arriva questo periodo di canzoni super romantiche, però Carmen Miranda esplode in tutto il mondo. La bomba del Brasile, che poi in realtà era portoghese, ma insomma, la bomba del Brasile esplode in tutto il mondo, gli americani la prendono, la portano a Hollywood. Cosa fai tutti questi segni? Ah, stavo parlando col maestro Righello. No, vedo che stai facendo delle cose strane. Allora, il risultato, diceva, esplode in tutto il mondo, si decide di fare una contromelodia, cioè di fare delle canzoni che siano tutte vivaci, eccetera. Allora escono fuori La Raspa, Oh Mamma Mamma, Ai Maria, Maria de Bahia, tutta la che hai inciso tu. Sì. E ce n'era una che è stata talmente bella, perlomeno talmente spiritosa, diciamo così, che ha resistito al tempo, tanto è vero che proprio qualche settimana fa chi è che ne ha fatto un disco e ha preso la tua voce, ha preso quel disco là e l'hanno messa nel loro? Sì, dei DJ di Rimini hanno fatto una cosa molto bella, travolgente addirittura. Prendendo questo pezzo tuo? Prendendo questo pezzo mio, lasciando però la mia voce. Quindi sappiate che, è inutile dirlo, ma la Pizzi sta nelle discoteche, fa ballare i giovani e canta Cocoricò. Ecco qua. Eccoti qua. Ecco, la voleva cantare Nilla Pizzi. Sì, è vero. Vedi? Nilla è sempre, non puoi cantare tutte, appunto, perché l'hai cantate praticamente tutte. No, questa non l'avevo mai cantata, però me la conoscevo tutta dall'A alla Z. Ah sì? Ma sì. Perché ti ricordava qualche cosa di... Perché si cantava, sempre mi ricordano qualcosa le canzoni, poi che non mi ricordino nulla. Esatto. Ma ci mancherebbe altro. Perché questa la volevi cantare così appassionatamente? Perché mi piaceva, perché la cantavo quando ero una ragazzina, cantavo sempre Vieni con me o bella bimba bruna, però ho capito che era meglio che la cantasse Narciso. Che le bambine brune le ha conosciute davvero. Ma che ho conosciuto? Narciso, questa è una cosa che non saprei. Forza Narciso. Ora lei può farmi litigare con mia moglie. Ma no, prima di tua moglie. Ma cosa c'entra? Io non riesco a capire una cosa però, ogni volta che venite qui avete sempre conosciuto delle gran bimbe brune, dei gran bimbi biondi, sempre prima di sposarvi, mai due, è una cosa strana. Ma come ve lo ricordate così bene? Paolo, perché a parte il fatto, sai, quella canzone Il primo amore non si scorda mai, certo. Non è il primo amore che non si scorda mai, è l'ultimo. È l'ultimo quello che è, hai ragione, guarda, qui ti meriti un applauso perché hai perfettamente ragione su questo. Però, Nilla,
mi incuriosisce che tu volessi cantare proprio questa canzone così Perché mi tanto. ricordava i bimbi bruni. Ah, ti ricordava i bimbi bruni? I bimbi Vedi bruni. che si scoprono gli altarini, qui si scoprono gli altarini per forza. Certamente. Ma tu senti, I bimbi bruni, sì. quando ti sei innamorata, te lo ricordi il tuo primo amore, Nilla? Ah, certamente. Chi era? Ah, ma non era nessuno. No, ma era un com'era? Che ragazzo tipo era? così, praticamente. Ti ricordi il nome? Il sai nome? tu che. No, il nome non me lo ricordo. Era Bruno. No, ma sai che ti si innamora sempre delle persone che ti stanno vicino, Sì. quelle che continui ad incontrare. Raccontare i tuoi giorni. E se io ho cercato, ho detto tante volte, il texano. Sì. Non l'ho mai trovato perché non ho frequentato l'ambiente giusto. Insomma, però mi sembra di capire che qualche ricordo è legato a qui, anche qualche ricordo legato a lui. Ieri abbiamo parlato, ti ricordi del Festival di Sanremo? Io non vi so, né voi mi conoscete, ma resta in me se accanto mi passate tutto il profumo che per via spandete e il cuore mio passando vi portate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so. Ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di strapparmi il cor. Dormiva il cuore mio da più giornate, io lo vegliava come un bimbo amato. Ora la vostra voce l'ha destato e il bimbo piange, voi me lo rubate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so. Ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di strapparmi il cuore. E se vi guardo bionda sconosciuta e voi passando un poco mi guardate, il cor vi chiama e voi restate muta e della voce sua non vi curate. Chi siete? Io non lo so. Chi siete? Io non lo so. Ma so che gli occhi ardenti hanno la forza di strapparmi il cor. Chi siete? Io non lo so. Nilla Pizzi, che bella! Chi siete? Mi è venuta in mente una grande che cantava questa canzone bellissima. Milli. Milli. Sì, lei Ho faceva avuto così. paura a cantarla pensando a Milli, perché Ma- io andavo a vedere Milli ed era veramente, era sempre una gioia, c'era sempre da imparare un gesto, un sorriso, una cosa meravigliosa. Ma Io ho tremato un po'. Ma sei straordinaria, la regina che trema. Nilla, non è possibile. È eccezionale. Con la voce che hai, il successo che hai avuto, ha cantato con tutto il mondo. Siamo ancora qui a bocca aperta ad ascoltarla, lei trema. Vabbè, pazzesco. Andiamo. Guarda qua, questo festival si farà, il nostro festival da DNA. Un bel festival, Bene, bene, illustri Molto colleghi. bene. Dopo aver finalmente trovato il modo di isolare il DNA di Nilla Pizzi, Sì. è giunto il momento perché vi porti nel mio laboratorio segreto. Sì, però che umidità. Qua ci sono un sacco di zanzare. Ma cosa c'è? Corpo del mio muchacho, Sì. se ci fosse il mio Iapo. Se ci fosse cosa avresti fatto? Beh, se ci fosse il mio Iapo avremmo fatto un bellissimo gioco
con i fagioli. Smettetela, colleghi, è giunto il momento di andare. Vi ho fatto arrivare anche le jeep, è venuto il momento di andare. Andiamo! Entrate, illustri colleghi. Eccolo, questo è il mio antro segreto. Avrete capito che siamo arrivati al momento fatidico, quello che aspettavamo ormai da tanto tempo. Dottor Piombi. Che c'è? E questo cos'è? Ma cos'è? Cos'è? Buongiorno! Ma no! Come no? Questo è del Piccosauro Rex. Riconosco la fabbrica. Corpo del mio mucciaccio. Speriamo che arrivi. Zitto! Il comitato potrebbe ascoltarci. Certo. Ha ragione il collega. Vero. Qui anche i muri hanno orecchie e il comitato ci ascolta. Ma il comitato chi? Lode, bravi ragazzi, l'idea mi piace, farà tanto ascolto, la porto via con me. Presto, Dottor Piombi, le macchine sono ormai al punto giusto. Collega, sì. Allora procediamo. Certo, bene, chi fa la cavia? La cavia... Ma come no? Allora tu, ma certo! Vai, presto, vai dentro, forza, con le buone maniere. Con pizza e la mia marina, vedrai che apparirà, che tutto cambierà. Con poco di pizzi la regina arriverà, questo è il nostro festival. Grazie, signore, restando qui mi sono anchilosata, son tutta pezzi un poco atrofizzata, ma pronta per il vostro festival. Ma che Ecco, bene! Perfetto. In fondo ci siamo riusciti. Grazie mille. Bene, complimenti alla regina. Ecco qua, Daniele ce l'ha fatta, trullala, ci presenterà un bel festival e il marzetto ci inviderà. Se vedo grande vittoria. Sotto le stelle tremule lucenti, ombre d'amanti, baci e giuramenti. Povera strada sotto il chiar di luna, bocca sincera, non ce n'è nessuna. Quello che ho tanto amato e che hai creduto anche tu, ha preso un'altra strada e si è perduto laggiù. Strada bianca, velata d'argento, se più sola e più triste mi sento, se il mio volto sorriso non ha, dimmi tu che lui nulla saprà. Cosa importa se un'altra stasera l'illusione di un bacio darà? Il suo amore è una vana chimera, lui così pure un dì sognerà. Piccola strada bianca abbandonata, nella tua luce pallida e velata, c'è come un velo di malinconia. Tu pure vivi la tristezza mia. Se un dì lo rivedrai stretta ad un'altra qua giù,
nasconderai per non vederlo mai più. Strada bianca, velata d'argento, se il mio sogno d'amore si è spento, questa notte risplendi di più, non lasciarmi nell'ombra anche tu, se la strada del bene ho smarrita ed il male soltanto mi avrà, se ha distrutto il mio cuor, la mia vita, lui così pure un dì finirà. Questa notte risplendi di più, non lasciarmi nell'ombra anche tu, se la strada del bene ho smarrita ed il male soltanto mi avrà, se ha distrutto il mio cuor, la mia vita, lui così pure un dì finirà. A me Tolon Tolon in italiano. Sì. Te la sì, ricordi sì. Tolon Tolon? Sì. Accennatela un po'. Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ay que vaca tan salada, tolón, 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 tolón. Allora, uno che si presenta, appunto, dice Jacopo. È con profondo piacere che io porto a questo microfono la regina incontrastata del festival e ancora oggi, devo dire, in Italia e nel mondo la regina della canzone. È inutile che andiamo a trovare termini diversi per Nilla Pizzi che nel corso di queste 2 serate, con una scelta mi sembra coraggiosa, ha evitato di interpretare e offrire al pubblico del Teatro del Casino i classici cavalli di battaglia da lei lanciati da Sanremo, ma ha voluto portare alla ribalta l'ultimo successo. Sì, e io comincio sempre dall'ultimo, perché gli altri li conoscono tutti, allora io porto sempre avanti un discorso del futuro. Io sono una che guarda sempre al futuro per avere la vita nelle mani. Perché il passato, certo, è dentro di noi e sono ricordi bellissimi, assolutamente non voglio rifiutarmi, ma per carità le mie canzoni sono meravigliose, Grazia dei fiori, Vola colomba, Ledera, I papaveri, Croce di oro, poi tante, però in un caso come questo dove tutti cantavano delle canzoni di altri tempi, io ho voluto invece fare il mio discorso nuovo. È tornata l'estate con il sole che brucia, vieni al mare con me e stringendomi a te abbronziamoci insieme, sempre sempre con te resterò finché tutta l'estate vivrà, perché i sogni d'amore si sa prima o poi se li porta l'estate, lascia stare le altre, non guardare i bikini, dimmi sempre di sì, resta fermo così, abbronziamoci insieme, sulla sabbia bruciata dal sol, mano a mano con te, abbronziamoci insieme, finché dura l'estate. È tornata l'estate con il sole che brucia. Sempre sempre con te resterò finché tutta l'estate vivrà, perché i sogni d'amore si sa prima o poi se li porta l'estate, lascia stare le altre, non guardare i bikini,
sempre di sì, resta fermo così, abbronziamoci insieme. Sulla sabbia bruciata dal sol, mano a mano con te, abbronziamoci insieme, finché dura l'estate, la nostra estate, la vostra estate, la nostra estate. Nilla Pizzi, grazie ragazzi, grazie mille, abbronziamoci insieme. Vieni Nilla, per cui sceglieremo. Però l'idea di avervi tutte e due insieme. Ma adesso, perché? Non stiamo bene? state benissimo. Adesso però a distanza di tanti anni, ditemi la verità. Una volta, almeno una volta, giù la maschera nella vita. Giù la maschera. Ma voi siete state veramente rivali Ma forti non è quando vero. Tonina. Tonina, Ma lei è diglielo diplomatica, tu, a te Tonina, crede. parla tu che sei No, quella a più te diretta. crede, a me no, parla tu perché dai, ecco. lui ti crede. Non sono stata sua rivale. Mai, E lei? nemmeno io. Però? Aspetta un momento. Che nel mondo dello spettacolo ci sono colleghi. Vi riuscite a sentire perché non sono microfonate, grazie. Ma aspetta, Magari se lo facciamo, in futuro è meglio. Ecco, grazie. Io voglio dire che però in genere nel mondo dello spettacolo Sì. ci sono colleghi, non ci sono amici. E certo, perché è un po' difficile è comunque le un'altra gare cosa tipo oggi, l'amicizia, eccetera, sì, arriverò io, certo, arriverà lei, certo. eccetera. Ci sono colleghi. Ho capito, È però vero, ormai non ci Nilla? sono... Sì. Vedi, Vero, Nilla, vero, vero. di la verità Nilla, perché a un Io certo dico la punto... verità. Vedi che tu dicevi sempre amica, amica, amica. Sono stata molto contenta. E Quando poi uno una fa volta... successo, quando uno fa successo bisogna rallegrarsi con coloro che fanno successo. Questo sì siamo Perché, d'accordo, insomma, purché non lo facciano più di noi, questo è... no. Tu oggi mi hai messo il castigo. Non è vero, io ti adoro, ma Ti mi piace ucciderò. perché Nilla, dovete sapere che nella vita, proprio al di là a telecamere spente, a luci spente, eccetera, è un personaggio delizioso, nel senso che veramente lei arriva emozionata e dice, cioè non si rende conto, ve l'ho spiegato tante volte, di quello che ha rappresentato per la musica leggera italiana. Nilla Pizzi, e lo dico io perché sono stato testimone della gloria di Nilla Pizzi, ovviamente, adesso parlo di lei nel senso che proprio mi sono diretto a lei, ma da quando io ho cominciato a sentirla alla radio e ha cominciato a cantare, a diventare un nome, è stata talmente grande che non è nemmeno paragonabile al giorno d'oggi. Oggi ci sono grandissimi nomi, ci sono stati, non so, Mina è stato un nome mitico, Grande. Lavanoni, tantissimi nomi, ma come la Pizzi nessuna, nel senso che era un'epoca probabilmente diversa, eravamo meno bombardati da messaggi, eravamo meno bombardati da personaggi, eccetera, però si diceva addirittura, mi ricordo ancora la frase, ma chi ti credi di essere? La Pizzi, quando c'era qualcosa, eccetera. E esistevano le cartonille, cioè le cartonille non l'ho mai viste io, tranne che per lei. Parliamo dell'Italia, è un fenomeno meramente italiano. Devo dire che le cartonille, c'erano dei personaggi che ritagliavano le foto di Nilla, non c'era la televisione, quindi noi i personaggi li conoscevamo solo dai giornali, sentivamo la voce, magari li avessimo incontrati per la strada, mica li riconoscevamo, perché da dove potevamo vederli? Non c'era un posto dove vederli, se non sul giornale. Sai che, Corrado, tu sei giovane, però si ritagliavano le foto di... si ritagliavano le foto di Nilla e le mettevi su una cartolina e le spedivi a un altro coso. Questo le prendeva e a sua volta le rispediva. E c'era questa cosa che si chiamano cartonille, che andavano in giro. Era facile farlo perché mi chiamo Nilla. Allora, cartonilla. Sì, ma non era facile... Ma non era facile per gli altri. Ma non era facile... Cartovilma, cartotonina. Ma no! Non era facile andare al Festival di Sanremo e vincere il primo, il secondo e il terzo premio nello stesso anno. Una volta. Voglio dire, questo la vince tutta. Allora, va bene. Poi è spuntata, è arrivata Tonina Torielli. Tonina Torielli è uscita alla grande, anche lei di colpo, all'improvviso, no? Ha fatto sognare tutti quanti, lavorava in una fabbrica di caramelle, mi ricordo, per cui è arrivata al concorso della RAI, eccetera, e immediatamente Nilla piange, ecco la rivale, eccetera, eccetera, perché cantava... Io non ho mai pianto. I giornali uscivano con queste Piango cose. per cose importanti. Questo è vero. Per amore tu piangi, di la verità. Anche per amore. Ecco, lo sapevo. Acapulco ci ricorda tante cose, ma ne parleremo. Va bene, stiamo scherzando ovviamente. Adesso andiamo avanti
E se voi sapete cantare, ci sono 2 milioni che... È tornata primavera, nell'aria che felicità, come un dì la capinera il nido tra le rose fa, un profumo di mimose dischiude le finestre in fior, suonano festose le campane al sole d'oro, campane al sole, ritorna maggio, tra i campi cantano le belle del villaggio, suonate ancora campane a festa, in ogni cuore una speranza si ridesta, ogni bocca innamorata aspetta e spera, è tornata primavera, ritorna a me. Muore il sole al tramontare, sui campi in fiore scende un velo, ogni bianco casolare un po' di fumo manda in cielo, la canzone del ruscello si perde nell'immensità, l'ultimo stornello con il sole se ne va, campane al sole, ritorna maggio, dai campi tornano le belle del villaggio, suonate ancora l'Ave Maria, in ogni cuore trema un po' di nostalgia, ogni frase appassionata è una preghiera, è tornata primavera, ritorna a me, è tornata primavera, ritorna a me. Grazie nostro Righello, grazie orchestra Campane al sole. Lo so. Carina, molto. Sari Primavera, giusto? Non la conoscevo, però sono contenta di averla cantata perché mi è piaciuta. Sì, l'aria della primavera. Ti ha rimesso un friccicore, di la verità. Sì, l'aria della primavera, del sole. Bella, grazie. Vorresti amare ancora, di la verità. Ma sempre. D'accordo. Viva Pizzi. Grazie. Bene. Abbiamo due dei protagonisti, perché c'era Delfina. Delfina, come stai? Bene. Bene. Grazie. No, non è facile, non è assolutamente facile per essere qui e rievocare, rivedere queste cose, però vediamole con gli occhi del cuore, che è bellissimo sempre, giusto? Ma mi metto qua vicino a te, guarda. Mi metto qui vicino perché è bellissimo. Allora, dicevamo che nel 1951, Gino non c'era, perché tu sei venuto nel secondo festival soltanto, no? Però noi ti abbiamo qui questa sera perché così, tanto sei anche tu un pilastro del festival e cantiamo un po' le canzoni, insomma. Allora, diciamo che c'eravate invece tu, e con Dina, e Nilla Pizzi ovviamente, Achille Togliani, no?
e avete cantato le prime 20 canzoni che sono apparse su quel palcoscenico. Delfina, com'era quella sera? Cioè, quando voi siete andate là a fare questo festival, non è stata una cosa come oggi, cioè dove tutti ne parlavano, eccetera. Com'era, che atmosfera si respirava? Ma io avevo una grande paura, a dire Sì. la verità, una grande, immensa paura. Anzi, diciamo, ti ricordi Giulio Razzi, il maestro Giulio Razzi Sì. ci ha portate da bere del Pernod. sì. Addirittura. Che io non avevo mai bevuto. E ci siamo leggermente rincuorate. No, io non l'ho bevuto, Noi- perché io non mi Dina piace sì. il Pernod, Neanche solo a me, per quello. Io non l'avevo insomma. mai bevuto. non lo Figurati, sapevo. tu non fai mai niente, poi si No. scoprono gli altarini No, dopo. io non lo bevo, ma non lo bevo il Pernod perché non mi piace. Tutto lì. Quando tu stavi Avevamo una grande quando stavi paura. col Santi Simeone ad Acapulco Sì. sulla spiaggia, No, cosa bevevi? La avevamo- battuta del cocco bevevi? No, il vino. Ah, il vino, Solo il ecco, vino. va bene. Allora, Sì, sì. dicevo. No, dico, avevamo veramente una grande paura, però non era una cosa così trascendentale come oggi vanno, è una questione di vita o di morte, Sì. no, 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 era il fatto era che una cosa. non Poi te sapevamo. lo dice Delfina. Appunto, no, era il fatto che non sapevamo bene le canzoni, non eravamo bene preparati. No, questo no. Ah, io tu eri preparato. Come questo no? Io- Non te lo no. ricordi? Noi non Allora, devo dire che eravamo preparati. avete toccato un tasto molto delicato in questo studio, perché qui dovete sapere che di queste cose si discute ogni giorno. Loro che si lamentano di imparare una canzone al giorno, voi ne avete portate in 20, Ed erano 20 canzoni, giusto? Oh, ti faccio voi l'elenco di Sì, quelle dai, che abbiamo portato. dai, quella che avete portato Noi, voi, nel avanti, primo. forza. Allora, Dunque, sentiamo Sorrentinella, sì, che è stata quella che ha aperto il festival. Sì. Poi da sole, Sotto il mandorlo, La cicogna distratta, L'ora di Napoli. questo è il duo Fasano, diciamo. Sì, il duo Sole, Farà. sì. Poi La Margherita con Nilla, Sì. che è quella che poi non passò in finale. in finale. Poi con Achille abbiamo fatto Sei fatta per me, Fammi dormire Sì. e L'oro di Napoli. Però- Questo nel primo festival. Vi rendete conto, ragazzi? E tutto questo in una serata sola. Non c'era la televisione, quindi andava in onda sulla Rete Rossa, si chiamava Rete Rossa allora, Rete giusto? Rossa e Rete Azzurra. Rete Azzurra, erano due reti. E quindi voi eravate sulla Rete Rossa, avete fatto la prima... Ed era vero che era stato questo festival, dovete sapere che è stato organizzato in realtà da Pier Bussetti, se non sbaglio, giusto? Sì. Per poter cercare di lanciare la città di Sanremo, perché uscivamo dalla guerra, c'era un grosso problema di rilancio economico nel paese, bisognava cercare di rimuoverlo. Allora lui cercava un'idea per lanciare Sanremo e disse alla RAI perché non facciamo, appunto con Razzi, si misero d'accordo, perché non facciamo un concorso di canzoni, perché poi queste canzoni di diritto sarebbero entrate nel repertorio RAI che ogni giorno la RAI trasmetteva. Un po' fate conto come le hit parade di oggi, solo che allora si prendevano delle canzoni e quelle che passavano questa specie di esame, diciamo, venivano programmate quasi tutti i giorni, ne sentivate due un giorno, due l'altro, eccetera, però continuavano a ruotare per mesi, per il loro mese, e allora si fece questo Festival di Sanremo. Nilla, è vero che era però tipo caffè chantant, cioè avevate in fondo gente che mangiava, beveva, seduta ai tavolini? No. No, allora chiariamola No, questa c'erano certamente, Eh. ma come succede, dico sempre io, a Las Vegas o ad Atlantic City, dove ci sono dei grandi casinò, là la gente mangia, beve, poi quando finiscono c'è lo spettacolo. Sì. E a Sanremo successe proprio questo. Noi non cantavamo mentre mangiavano e bevevano, abbiamo cantato quando avevano finito di cenare, come succede in tutti i grandi Sì, casinò è vero. del mondo. Se tu vai al Talk of the Town a Londra, Appunto. mangi, eccetera, poi Poi alle c'è- 11 c'è- inizia lo spettacolo. Quindi... C'è il floor show. Le ordinazioni. Ho capito, questo poteva succedere. E devo dire, perché ridi? No, perché ha detto una cosa americana. Il floor show. Senti una cosa, tu eri già regina però quando sei arrivata lì con Ma il io primo non so, ma festival. dico, la vogliamo smettere con questa storia della regia? Sì o no? C'è la Repubblica, Siamo no? in Repubblica. Io sono una grande repubblicana. È il presidente, Però, lei, non è più regina. senti, ma voglio dire, tra di voi c'era un minimo di competizione oppure, visto che tutti i giorni lavoravate insieme, sempre con... C'era un'amicizia enorme. Un'amicizia grandissima. Grandissima, ci volevamo veramente bene. Molto, molto Credo che adesso non so se nei No, cantanti da adesso non è più così. non è più così. Ma noi dove facciamo gruppo
cerchiamo di fare come allora, di essere veramente amici, di essere insieme e di non cercare di prevaricare oppure di spingere. Sì, qualche volta quando dobbiamo farci vedere nella sigla di Domenica In spingiamo. È vero? Sì. Guarda che Mara questa te la fa pagare. Spingiamo anche un po', no, ma giochiamo. Ci sono quei due colossi Ci sono davanti. quelli alti lì e grossi che se si vanno davanti loro noi sembriamo dei topolini là dietro. E allora dovete cercare per forza di e allora cosa succede lì? Che qualcuno ce la fa e qualcuno non ce la fa. Ho capito. Senti, allora adesso noi ascoltiamoci, mi piacerebbe, tu hai citato la seconda canzone che hai citato, Sotto il mandalo. No, adesso però dopo ti dico la mia opinione di quella canzone, che non è positivissima, ma intendo dire, dimmi, tu te la ricordi ancora la canzone? No, guarda, vagamente te la ricordi. Molto vagamente. Ecco, perché secondo me, io devo dire che ho sempre scherzato su questa canzone, la mettiamo giusto così per giocare un pochino tra di noi. Ti dirò che non ne ho trovate molte belle del primo festival, no. Non ce n'erano tante. Beh no, ma c'era la Luna Silvestre d'Argento, era una bellissima di Trovaioli. Che era? L'Alba. Che non ebbe, insomma, l'Alba. Non ebbe un grande successo perché era troppo moderna e difficile. La canta io. Certo. Sì. Beh, poi tu allora, onestamente, bisogna dire questa una cosa di Nilla. Voi è incredibile, lo dico soprattutto per i giovani, anche a quelli che ci stanno ascoltando a casa che non hanno visto quelle. Nilla, onestamente, era il massimo del massimo. Voglio dire, non c'è, credo che nessuno abbia eguagliato la popolarità di Nilla. La tua popolarità non l'ha eguagliata nessuno nella storia della musica. Cioè, noi prendiamo sempre per esempio Mina, no, come punto di riferimento di una persona che piace molto, che ha avuto tantissime autori. Però forse neanche Mina, essendo l'epoca diversa, riuscì ad arrivare in un'epoca più ristretta, dove c'era solo la gente, come sei arrivata tu? Perché io mi ricordo che si mandavano perfino le cartonille che erano, spiegalo un po' che cosa erano. Le cartonille erano dei cartoncini dove, ritagliando delle fotografie mie sui giornali, si incollavano poi su questi cartoncini e anziché mettere cartolina postale mettevano cartonilla postale e se ne mandavano, e arrivavano questi mucchi di cartonille. Tant'è vero che ad un festival ne arrivarono talmente tante, arrivavano al mattino, la posta arrivava al mattino, la posta arrivava anche al pomeriggio. Allora questo è un fatto vero. Una collega, allora non c'era più, eravamo già al festival un po' avanti, una collega passando disse: poverina, si porta dietro la posta tutto il giorno per far vedere che ne riceve tanta. Io mai nella mia vita, giuro, mai nella mia vita avrei fatto una cosa del genere, ma mai, è lontano da me. Proprio commettere un errore del genere. Lei era, onestamente, era il massimo. Io quella della mattina la lasciavo a casa e poi portavo anche quella del pomeriggio. Senti, ma sai che poi una cosa incredibile, forse perché appunto la televisione ancora non aveva imposto il volto, eccetera, dei cantanti, però io mi ricordo che io ero piccolino a Torino, per esempio, e ti vedevo passare tranquillamente per via Roma ogni giorno, normalmente non è che ti fermassero o eccetera, esatto, per cui era la donna più popolare veramente d'Italia, e però la lasciavano in pace, stava tranquilla. Senti Nilla, chi era questa collega, dai? Ma non lo dirò mai. Ma non per malignità, perché divertente la battuta. Dirò mai. Ma perché canta ancora? Dai, dillo, vai. No, non canta più. Dai, dillo. No, non canta più. Tutti lo vogliono. No, non lo dirò mai. Ma se non canta più, tanto che importanza ha? Vabbè, io non lo dico. Fate come volete. Siamo qui fino a domani. Fai una cosa, guardi. le iniziali, dai, poi ci giochiamo. Ma neanche per sogno. Le iniziali del nome, non del cognome, del nome. Non è neanche più in Italia, guarda te. Dai, dillo, dai. Non dillo, è più in Italia. No. Iula no. Iula mai. No, Iula è una che non ha competizione neanche lei. Lei dove è nata? Lei in Toscana, si sente subito. Ah sì, dalle tue parti? Era delle mie parti, chi era? Dobbiamo scoprirlo assolutamente. Dobbiamo scoprirlo. Ci pensiamo mentre adesso ascoltiamo Giovanna Russo che ci canta questa canzone che secondo me, per arrivare a tondo, dicevo, è una delle canzoni più scemotte che abbia mai sentito in vita mia. Sotto il mandorlo.
canzoni che non hai rubato mai. No. Curioso, perché è una canzone con un titolo come Cantando all'italiana, io pensavo che tu l'avresti presa subito. No, non me l'hanno mai offerta. Però l'avevi con un tuo amico, insomma, è un tuo amico che l'aveva fatto. Pensate che di questa canzone si sa addirittura la data di incisione, che è il 15 ottobre del 1947. Sapete perché? Perché Oscar Carboni era richiamato alle armi, ovviamente, non era più rientrato in radio, era stato al distretto di Trieste, era stato a Roma. Rientrando l'8 settembre addirittura, pensate, si era fermato a Ferrara a casa, si è visto arrivare in casa i tedeschi, che l'hanno preso e gli hanno detto: o tu canti per noi, oppure ti mandiamo in campo di concentramento. Quindi aveva poi dovuto fare questa cosa. Ritornata, diciamo, finita la guerra, riprese le cose, lui non era più rientrato in radio. Aveva fatto un po' di rivista con Rachel, Tina De Mola, la moglie Giorgia Valeria, aveva insieme, ti ricordi? C'eri anche tu in questa rivista, c'era Nilla Pizzi anche. No. Sì, giravi. Hai ragione. Altro che, mi ricordo A io. Roma abbiamo cominciato. Vedi? Tu che dici, appunto. È vero, noi facevamo il primo tempo e Rachel faceva il secondo tempo. Vedi? Magnifico. Lui a tu questo mi porti tanti ricordi. Bello, li sai tutti tu. Io è bello, devo dire. Torniamo indietro. Lui entra in sala d'incisione e pensate, questa canzone che si chiama Cantando all'italiana diventa un po', che possiamo dire, il suo testamento per i prossimi 3 anni. Perché da quel momento lui partirà, andrà in Sud America, per 3 anni non tornerà in Italia e quando tornerà, lui che era l'erede di Carlo Buti, quindi aveva questo vero canto all'italiana che sapeva fare, a un certo punto verrà il posto già preso, perché saranno usciti nel frattempo Luciano Tajoli, subito dopo comincerà Claudio Villa che sarà lì alle porte per esplodere, e per Oscar Carboni diciamo che questo primato di questa canzone, di questo tipo di canzoni, sarebbe un po' finito. Vedi, il nostro lavoro è proprio come il giro di una ruota dentata, no? Sì. Se perdi, per carità, non entri più, perciò non devi mai andare via. Hai ragione, Nilla, tu sei la prova di questo, sei la prova. Senti Nilla, però sarebbe bello, visto cantare in italiana, sarebbe bello farlo in 2. Con chi lo possiamo fare questa canzone? Ma guarda, io direi che non c'è nessuno di più adatto a questa cosa di Valeriano Mastro. Allora, Nilla Pizzi, Valeriano Mastro, Cantando all'italiana. Sapessi come ti ho sognata, oh bella Italia mia, lontan da te, ma nel mio cuore sempre t'ho sognata, in sogno ti ho veduta e sai perché. Cantando all'italiana io vedo il ciel sereno e sento nelle vene il tuo bel sole d'or. Rivedo la mia casa, rivedo il mio paese, è bello tra le rose il viso del mio amore. Profumano le valli nell'ombra della sera, oh eterna primavera del mio paese in fiore. Al fin t'ho ritrovata, ho immagine lontana, cantando all'italiana una canzone d'amore. Italia, anima mia, sei tu il mio amore. Per te, solo per te, voglio cantare. Il verde dei tuoi prati tutti in fiore, l'azzurro del tuo cielo e del tuo mare.
cantando all'italiana. Io vedo il ciel sereno e sento nelle vene il tuo bel sole d'oro. Rivedo la mia casa, rivedo il mio paese, è bello tra le rose, il viso del mio amore. Profumano le valli nell'ombra della sera, oh eterna primavera del mio paese in fiore. Al finto ritrovata, oh immagine lontana, cantando all'italiana una canzone d'amore. Cantando all'italiana una canzone d'amore. Nilla Pizzi, Valeriano Maspero, cantando all'italiano. Hai visto quanto è alto? Ma quanto è alto Erano i Valeriano? Carabinieri fino alla Appunto. settimana scorsa. È tornato da noi Valeriano. Carina. Grazie, Carina, grazie carina. mille. Abbiamo Grazie. cantato all'italiana. Brava davvero. E bravo Maspero che riesce veramente sempre ad andare dietro. È il tuo tipo di canzone, Valeriano. Vai benissimo anche. Allora, adesso passiamo però dall'Italia a Hollywood. Sono una vigliacca, perché lei ha detto io non posso cantare, canto una canzone o due, grazie, invece tu le accenni tutte, sei un va bene. amore, Ah, sei sì. così. Ma sì, tutte, Tra- sempre. tutte tranne l'Edera hai detto, vero? Perché? Non lo so. Ma perché? Come faceva? Son qui fra le tue braccia ancora, avvinta come l'era. Son qui, respiro il tuo respiro, son legata al tuo cuore. Sono folle da te e questa gioventù in un supremo anelito voglio offrirti con l'anima senza nulla mai chiedere. Basta così. voce! Ma ragazzi, ma bisognerebbe inginocchiarsi! Onore al merito, tutti in ginocchio. Ma Guarda, qui i ragazzi si mettono in ginocchio sul serio. Qui c'è un'atmosfera veramente straordinaria. Ecco perché uno riesce a fare queste cose. Allora, dovete sapere che Nilla Pizzi, non possiamo parlare in pochi minuti della carriera della signora Nilla Pizzi. Ho detto perché che tornerò. E tornerà, lo faremo più a lungo, infatti dedicheremo una puntata tutta Tu devi fare per Nilla. Tornerai da me. Da me. Tu Ma devi- adesso ogni e io- parola cantiamo. Tornerai da me perché l'unico sogno sei del mio cuore. C'ha delle note da basso. Grazie. Vai. Grazie. Ah beh, perché le fanno con l'orchestra? Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male eppure li ho graditi, son rose rosse parlano d'amore. Grazie ancora. Giornali.
giornali, le riviste, dove c'era la fotografia di Claudio con me, riviste a colori. Era uguale. Perché noi abbiamo Villa, quando lui ci ha lasciato in una certa epoca della sua vita. Certo. E noi avevamo questa impressione, però io andai subito a vedere com'era lui quando aveva l'età sua. E quindi tu hai trovato una grossa somiglianza. Ma io volevo sapere da Ettore invece, perché Ettore ha seguito, ti spiego subito il motivo. Ettore ha seguito, di se sbaglio, Claudio un po' dappertutto, nel San Marzano 28. Allora, fan club di Claudio Villa, è questo? Ci sono solo 4.000 iscritti. 4.000? È un partito Villa! Ecco! Ho capito! Io vorrei qui cantare l'originale canzone Vola, colomba bianca, vola. Oddio mio! Ho capito, sentiamo. Sì, va bene signora Pizzinilla, canti pure. Vola, colomba bianca, vola, o nel pentolone tu finirai. Cosa? Vola, mia bella colombona, il cacciatore disparerà. Ma non è possibile! Ma sei tremenda! Sei tremenda! Tremenda! Guarda, io giuro che non lo sapevo che avrei fatto la tua imitazione quest'oggi, Ma poi la pettinatura, però, qualcosa me la ricorda in effetti. Scusate, ma siete due maleducati perché dovevo finire la seconda strofa e non me l'avete fatta finire. Allora, la seconda strofa, vai. Vola, ti ho detto scappa, vola, o arrosto tu, poi finirai. Mai finirà. Il nostro amore mai finirà. Arrosto tu. No. Non finirà. Vedi la mia performance è mai finita. Potresti andare avanti se vuoi col programma. Ho capito, grazie. Ciao, bella. Aveva la sua regina. Se stiamo insieme ci sarà un perché e vorrei discutirlo stasera. Se stiamo insieme qualche cosa c'è che ci unisce ancora stasera. Mi manchi, sai, mi manchi, sai. Nilla Pizzi. Nilla, come stai? Ma non è mica questa la canzone che cantavi quell'anno? Come? Ma sì, e non è questa perché io mi sono aggiornata e ho cantato la canzone vincitrice dell'ultimo recentissimo Sanremo. Sì, lo so Nilla, però la gente aveva voglia magari di ascoltare proprio quelle canzoni là. Ma le canto sempre quelle là. Tu permetti che io non mi posso sentire sempre legata al passato. Tu stai ancora cantando? Ma perché mi volete sempre ricacciare indietro? Fatemi stare avanti anche a me un po', insomma. Io sai che festeggio il quarantennale adesso, perché di fatti dal primo Sanremo ad oggi sono 40 anni. 40 anni anche per me, di musica, di successi, di sconfitte, di vittorie, di lacrime, di gioie, di tournée, insomma, di tanta gente incontrata. Bellissimo. Senti, anch'io e le nuove festeggio. canzoni, ce n'era una, mi dicevi che si chiamava? Sì, di questo disco che ho fatto, che si intitola proprio I miei primi 40 anni, ce n'è una con un titolo bellissimo, Restiamo buoni amici. Posso allora, sperare? Sì, certamente, Sì. da un gesto di amicizia. Dai, ma ce l'hai la poesia? La sai Ce dire? l'ho, Dai, è forza, da allora. Poemas Agrestes, una poesia che si chiama E io me ne andrò. È di Juan Ramón Jiménez ed è una poesia dedicata sempre proprio dedicata a un cantante che ha un grande albero verde nel suo giardino. Io ce l'ho l'albero verde. Ti prego Nilla, la devi fare. Ecco, allora io ti dirò E io me ne andrò. Dai. E io me ne andrò. E resteranno gli uccelli a cantare. E resterà il mio orto col suo verde albero e col suo pozzo bianco.
tutte le sere il cielo sarà azzurro e placido e suoneranno, come questa sera stanno suonando, le campane del campanile. Moriranno quelli che mi amarono e il mio paese si rinnoverà ogni anno. E in quell'angolo del mio orto fiorito e imbiancato a calce, il mio spirito ererà nostalgico. E io me ne andrò e starò solo, senza focolare, senza albero verde, senza pozzo bianco, senza cielo azzurro e placido. E resteranno gli uccelli a cantare. Ma che bella! Jiménez questo! Jiménez! Bellissimo! Grazie! Rieccoci. Allora, Nilla, ti avevo detto questa cosa prima della pubblicità perché è molto importante. In effetti Mina ti ha scritto pubblicamente una bellissima lettera. Sì, che io ti leggo, guarda. È una lettera veramente, credo che vada assolutamente letta. Grazie. Carissima Nilla, scrive Mina, tu sei sempre stata la regina. Bastava chiamarti Nilla Pizzi tutto attaccato, come se fosse un soprannome più elegante di ogni metafora. Sei sempre stata bella. Io ho imparato molto dalla tua voce. Ed è giusto ammetterlo finalmente. Ho cercato di arrotondare la voce invece di schiacciarla, di infantilizzarla, di mascolinizzarla, di strapazzarla, di renderla più autorevole proprio nelle missioni. Ho lavorato sulle vocali e sulle doppie come tu hai sempre suggerito, magari inconsciamente. Grazie Nilla. Ti mando un grande bacio e lasciami dire che ti vogliamo bene, che sei sempre tu la regina. Ti voglio bene, tua Mina. Ha scritto questa cosa. Allora, ma io me lo ricordo, perché parlando con la mamma di Mina, la signora Gina, che io ho adorato e che veramente con cui avevamo un affetto, ci sentivamo molto spesso di notte telefonandoci, e lei ha sempre parlato di te magnificamente, e Mina parlava magnificamente di te, per cui questa cosa mi sembrava ti è dovuta, perché sei veramente una donna forte, mi piace, so che hai passato un periodo difficile, so che è successo tutto, però sei venuto quest'estate ad Alassio e hai cantato dal vivo, sei stata a Sanremo e hai cantato dal vivo. Senti, non lo faresti anche stasera? Va bene? Va bene? Sì. Allora, dammi il testo, io ho preparato perché speravo che fosse un sì. Allora, tu hai la chitarra, ti accompagna Giovanna come ha fatto ad Alassio, cambia gli occhiali, Nilla Pizzi canta per noi in diretta Una sera d'estate. Andiamo. Il mare si infrange sugli scogli e bacia la sabbia piano piano. Il sole è già tramontato e la luna si affaccia per noi. Una sera d'estate sulla sabbia bagnata, una luna incantata che risplende sul mar. Una sera d'estate, una brezza leggera, una storia d'amore che comincia con te. Dai, da, 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 una sera d'estate, una brezza leggera, una storia d'amore che comincia con te, che comincia con te. Veramente, ragazzi, che emozione, che emozione!